Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La croce di Niscemi, simbolo di resistenza, ma i distacchi continuano. Dopo il crollo di un'altra palazzina, gli abitanti si interrogano sul futuro delle loro case. Domani riaprono le scuole, si cercano 450 abitazioni in affitto per gli sfollati. Oggi la sortita di De Luca, il caso del pastificio appena inaugurato che ricade nella zona rossa. A Catania un automobilista non si ferma all'Altesi dalla fuga e investe un agente delle volanti. Ancora avvolta nel mistero la morte di 3 cacciatori a Montagna Reale nel Messinese. L'autopsia sembra escludere le ipotesi del suicidio e dell'incidente di caccia. Impianti aperti e subito chiusi per una bufera di neve sull'Etna, piano Provenzana. Sulla Maraneve diversi gli incidenti causati dall'imprudenza e dal ghiaccio sull'asfalto. 10 ospiti raccontano dal vivo il percorso che li ha guidati a Sant'Agata. Si chiama Punto Agata, il nuovo dialogo in stile podcast in scena al Gatto Blu e promosso da Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web. Calcio, dopo la sconfitta di Potenza con il Sorrento, il Catania si interroga sulla differenza di rendimento in trasferta. Nel pomeriggio Trapani Altamura e Siracusa Crotone. E grazie alla vittoria di Bari il Palermo resta in scia promozione diretta. Sul mercato ore decisive per Johnson. In apertura andiamo subito a Niscemi, il paese che cerca una normalità ad una settimana dalla frana. In diretta per noi c'è Gerry Italia. Il primo sprazzo di normalità è il sole che oggi splende su Niscemi dopo 48 ore di pioggia e con il crollo di una palazzina che aveva fatto tremare gli abitanti, soprattutto gli sfollati della zona rossa. Un crollo ieri che aveva preoccupato un'intera palazzina di 3 piani è venuta giù, ma stamattina sono partiti nuovi controlli da parte dei vigili del fuoco che attraverso i droni, attraverso nuovi controlli hanno verificato lo stato della frana. Al momento dicono i vigili del fuoco ci sono delle porzioni di frana che continuano a muoversi, ma ci sono ulteriori distacchi in alcune zone, ma non risultano ulteriori crolli. Al momento dunque la zona rossa resta fissa a 150 metri e non viene spostata, mentre ovviamente si sta cercando di capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Per quel che riguarda il tentativo di ritornare alla normalità, Niscemi piano piano ci prova e lo fa per esempio domani riaprendo le scuole. Restano ovviamente chiusi gli istituti all'interno della zona rossa, sono 3 gli istituti che rimarranno chiusi nella zona rossa, mentre tutti gli alunni degli istituti chiusi verranno invece spostati nelle altre scuole che domani apriranno regolarmente. Il sindaco Massimiliano Conti ha confermato che le scuole saranno aperte e ci sarà anche un team di psicologi che seguirà i bambini anche per capire, per far comprendere meglio loro l'evoluzione della situazione. Sono stati effettuati questa mattina sopralluoghi nelle scuole, gli impianti di riscaldamento funzionano in tutte le scuole, quindi diciamo tutto dovrebbe essere relativamente tranquillo. Tante le storie ovviamente che si raccolgono qui nella piazza centrale di Niscemi. Stamattina c'era qui Peppe Maida, che è un noto attivista niscemese, che ha portato qui in piazza, pensate, i pezzi dell'altare della chiesa del quartiere Sante Croci, quella chiesa che fu inghiottita dalla frana del 97. Lui personalmente andò a recuperare tra le macerie quei pezzi dell'altare e oggi li ha portati qui in piazza, chiedendo ufficialmente alle istituzioni che il quartiere Sante Croci non muoia. È stato già detto abbondantemente, insomma, che il quartiere Sante Croci, che è quello più interessato alla frana, non potrà più essere ripopolato, quelle case non potranno più essere ristrutturate, non potranno più essere recuperate. Ebbene, Peppe Maida chiede che il quartiere Sante Croci venga ricostruito a partire proprio dalla sua chiesa, che è diventata simbolo, e tra l'altro l'abbiamo visto nelle immagini prima, la croce che simboleggia proprio il crollo della chiesa nella frana del 97, che nel cuore del quartiere Sante Croce è l'unica che ancora resiste al crollo del 2026. È un simbolo di resistenza, e da questo simbolo di resistenza Peppe Maida chiede di ripartire per ricostruire la chiesa e il quartiere Sante Croci da un'altra parte, per mantenere la tradizione dei niscemesi. Sentiamo cosa ci ha detto. Faccio un appello alle autorità competenti.
se ci sono i fondi, di riproporre, di realizzare la chiesa come punto centrale del quartiere e le case vicine di tutti coloro che sono stati sfollati e hanno perso la casa, per ridare speranza a questa gente, invece di delocalizzare in modo diverso, riproporre il quartiere integralmente di Santa Croce. L'esigenza principale da parte dei cittadini niscemesi, soprattutto gli sfollati, è quella di trovare adesso una sistemazione a quelle 500 famiglie che non hanno una casa e che in questo momento stanno dormendo con soluzioni di fortuna. Ci sono 450 case sfitte qui a Niscemi, si sta cercando di fare un piano affitti per cercare di affittare queste case e assegnarle agli sfollati. C'è anche qualche denuncia da parte di qualche sfollato che dice che i prezzi per gli affitti stanno crescendo a dismisura, c'è addirittura chi chiede ben 2.000 euro al mese per affittare una casa. A proposito di questo, stamattina sono continuate le visite istituzionali, stamattina è arrivato Cateno De Luca, che ha parlato proprio dell'esigenza di stanziare dei fondi per gli sfollati. Lui chiede che vengano stanziati 50 milioni per acquistare le case sfitte e assegnarle quindi agli sfollati. Ha parlato anche del fatto che i fondi per la ricostruzione ci sono e vanno recuperati attraverso i fondi di sviluppo e coesione, che sono bloccati, ben 4 miliardi dice De Luca, sono bloccati da progetti irrealizzabili e dalla burocrazia. Questi 4 milioni potrebbero essere reinvestiti invece immediatamente, se la politica lo volesse, potrebbero essere reinvestiti direttamente per i comuni colpiti dal ciclone Harry e naturalmente anche per il comune di Niscemi e per la tragedia che ha colpito il comune di Niscemi. A proposito della zona rossa, dicevamo che la zona rossa ormai è diventata la parte fantasma della città, non può entrare più nessuno. All'inizio della settimana si era parlato del rischio sciacallaggio, cioè del fatto che gli sciacalli potessero entrare all'interno delle case e scaliggiare le case rimaste deserte in zona rossa. Stamattina ne abbiamo parlato col comandante dei carabinieri Marco Montemagno, che invece ci ha dato una buona notizia. In realtà episodi di sciacallaggio non ce ne sono stati, naturalmente grazie al presidio fisso di carabinieri e polizia, ma anche non c'è stata neanche la presenza di sciacalli che hanno provato a entrare nelle case. Sentiamo cosa ci ha detto il colonnello Montemagno. Non ci sono stati episodi di sciacallaggio, il territorio è ben coperto e tutta l'area interessata di più o meno 4 km è ben coperta. Ci sono state invece in questi giorni persone che hanno provato di propria iniziativa a entrare nelle case per recuperare quello che potevano recuperare? Nella fase iniziale dell'evento è chiaro che le prime ore prima di riuscire a chiudere totalmente l'area rossa, probabilmente qualcuno preso un po' dalla paura, dallo sconforto di riuscire a recuperare pochi beni, è entrato nelle proprie abitazioni, ma successivamente è stato tutto cinturato. Non solo il dramma degli sfollati, ma anche il dramma degli agricoltori, il dramma degli imprenditori che hanno visto chiudere le loro attività in zona rossa. Per quel che riguarda gli agricoltori si stima già un danno di circa 200 milioni di euro. La buona notizia è che il genio guastatori della Brigata Ossa è riuscito a aprire 2 bypass sulle strade interrotte, che sono la SP10 e la SP12, e quindi probabilmente nei prossimi giorni sarà possibile iniziare a raggiungere i campi e fare anche una ennesima stima dei danni e capire se si potrà ripartire. Ma ci sono anche gli imprenditori che hanno le loro attività all'interno della zona rossa, che hanno visto chiudere d'improvviso le loro attività. Abbiamo raccolto una storia particolare, che è quella di un basilico che è stato inaugurato proprio pochi mesi fa, ottobre del 2025, e che adesso si trova chiuso perché si trova proprio all'interno del perimetro della zona rossa. Li ha incontrati Luca Ciliberti. Dove siamo qui? Qui siamo al nostro punto vendita. Qui fino a qualche giorno fa questo banco era pieno di pasta fresca, le persone entravano, sceglievano il tipo di pasta, la zona di produzione. Perché questi sono piena di pasta. I frigoriferi spenti, no? Ovviamente. Anche, sì. La vita si ferma di questo pastificio il 24 gennaio.
Piange il cuore perché oltre a tutto quello che le persone hanno perso, perché hanno perso una casa, noi oggi qui abbiamo perso un'attività e speriamo di non perdere il nostro futuro. Questo è un pastificio, è nuovissimo. Quando è stato realizzato? È stato inaugurato il 19 ottobre 2025. Nessuno poteva mai immaginare di doverlo chiudere qualche mese dopo. Quest'area ha 400 anni, questo mulino viveva nell'era di Vittorio Emanuele ed è stato ripreso da quelle macerie, è stato riedificato. Adesso dovrete svuotarlo questo posto. Sì, il problema non è svuotarlo, il problema è mandare a casa 13 famiglie che lavorano qua, che adesso metteremo sotto cassa integrazione, perciò diventerebbe un problema anche per 13 famiglie come vivere. Si sono messi tutti a disposizione, sì, ma dopo che si spendono i riflettori? Due notizie flash prima di chiudere. Domani mattina intorno alle 10:30 dovrebbe arrivare qui a Niscemi l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato, perché verrà effettuato un sopralluogo sui tanti beni culturali che sono stati purtroppo coinvolti dalla frana. Bisognerà anche cercare di capire come tutelare, salvaguardare e recuperare eventualmente questi beni culturali. Domani pomeriggio alle 18:30 invece il procuratore capo della Procura di Gela Salvatore Vella sarà qui a Niscemi per fare il punto della situazione sull'inchiesta che è stata aperta proprio dalla Procura di Gela, e alle 18:30 darà un primo resoconto alla stampa. Per adesso da Niscemi è tutto. Lorena, ti restituisco la linea. Grazie Gerri Italia. Intanto la Sicilia rivela tutta la sua fragilità, c'è stato un altro smottamento, ovviamente molto meno grave, a Ritiro, siamo alla periferia di Messina dove ha piovuto per quasi 48 ore, 2 famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni in tutta fretta. Il fronte della frana lungo la strada comunale che porta a San Michele ha investito una palazzina di 2 piani che un tempo ospitava un panificio, zona che è stata dichiarata rossa, termine che stiamo cominciando purtroppo a conoscere, e sempre per le forti piogge è crollato un muro dal costone roccioso nella zona del castello di Carini. Cambiamo argomento, adesso siamo alla cronaca. A Catania un automobilista non si ferma all'alta, si dà alla fuga, prende anche delle strade contromano e alla fine investe un poliziotto. Tonino De Mano. Non si ferma all'alt, scappa a tutta velocità in pieno centro, danneggia alcune auto in sosta, rischia di travolgere alcuni passanti e infine investe un poliziotto sceso dall'auto di servizio per bloccarlo. Protagonista un catanese di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La folle corsa inizia nella centralissima piazza Europa quando l'automobilista spericolato, poi risultato senza patente perché mai conseguita ed assicurazione, forza il posto di blocco dandosi alla fuga. E a quel punto che la volante si mette all'inseguimento e nel tentativo di scongiurare pericoli per gli altri automobilisti chiede il supporto di altre pattuglie. Una di queste arriva in via Gabriello Carnazza e si mette di traverso per sbarrare la strada cercando di impedire il passaggio. Uno dei poliziotti scende dall'auto e viene travolto, riportando feriti alle gambe, guaribili in 15 giorni. L'altro collega invece riesce a bloccare il fuggitivo. Per lui l'ultima corsa è in questura ed infine nel carcere di Piazza Lanza. Ed è ancora avvolta nel mistero la morte dei 3 cacciatori a Montagna Reale. Siamo in provincia di Messina. Sentiamo cosa dicono i primi risultati dell'autopsia. Emanuela Corsi. Cos'è accaduto ai cacciatori di Montagna Reale e chi li ha uccisi? La morte dell'82enne Antonio Gatani e dei fratelli Davis e Giuseppe Pino di 26 e 44 anni è ancora un mistero. Dall'esame autoptico eseguito ieri al Papardo di Messina, nessuna delle ferite d'arma da fuoco sarebbe compatibile con un suicidio né con un incidente. Tutte e 3 le vittime infatti sono state colpite frontalmente, al torace, all'addome e su un fianco, nessuno alle spalle. Uno dei colpi sarebbe stato anche sparato da vicino. E allora chi c'era lo scorso 28 gennaio in Contrada Caristia, sui Nebrodi settentrionali del Messinese, dove sono stati trovati i corpi? E soprattutto perché il cane di Gatani, l'anziano del gruppo, è rimasto in auto e non era col suo padrone durante la battuta di caccia. Proprio dal collare del fido amico, che aveva un trasmettitore GPS, potrebbero arrivare elementi utili agli investigatori sugli ultimi spostamenti di una delle 3 vittime. Quella mattina con Gatani c'era anche un quarto uomo, un amico di battute, sentito per ore dai carabinieri. L'uomo avrebbe raccontato di essere andato a prenderlo quella mattina attorno alle 6, scegliendo però di andare con 2 auto. Poi sono passati dalla campagna di Gatani per prendere il cane e dopo un caffè al bar si sono diretti in Contrada Caristia, una zona di caccia per loro inusuale.
Un racconto dove ancora ci sono molti punti oscuri e soprattutto che fine ha fatto poi quest'uomo durante il delitto. Dagli esami balistici e dalla comparazione tra i proiettili e i fucili trovati accanto ai corpi potrebbero arrivare risposte certe sulla presenza di un assassino se uno dei proiettili non dovesse corrispondere alle armi sequestrate. Nuova intimidazione ad Avola nel siracusano, un ordigno rudimentale, una sorta di bomba a carta è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti a un negozio di elettrodomestici. Lo scoppio ha danneggiato la saracinesca e anche 2 automobili che erano parcheggiate là vicino. I residenti, svegliati dal botto, hanno chiamato polizia e carabinieri. Ferma condanna della sindaca di Avola, Cannata. E a Palermo il questore ha disposto la chiusura per 7 giorni di uno dei locali della Movida, dove lo scorso settembre una turista è stata violentata nei bagni. La squadra mobile, che ha ascoltato la donna, sta adesso indagando sullo stupro per identificare l'aggressore. C'era grande attesa per la riapertura degli impianti sull'Etna, ma il debutto è stato rovinato da una bufera di neve e vento. Sentiamo Luca Ciliberti. Etna nella bufera. Dopo il caos registrato ieri con auto bloccate per ore a Piano Provenzana, anche oggi la situazione in quota appare critica. Il vulcano infatti irraggiungibile a causa delle condizioni meteo avverse con un forte vento e neve abbondante. Il comune di Lingua Grossa ha emesso un'ordinanza di chiusura della via Provenzana valida fino al completo ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza. Su Facebook anche la società Etna Star, che gestisce gli impianti, con un post ha avvisato che non è possibile raggiungere la stazione di Piano Provenzana. La stagione sciistica, appena inaugurata, dunque, è costretta subito a uno stop a causa del maltempo. Eppure la prima parte della giornata di sabato lasciava intendere che tutto stava andando per il verso giusto. Dopo mezzogiorno, invece, a causa di una forte nevicata, sciatori e avventori che avevano preso d'assalto la stazione sciistica, tanti in concomitanza del fine settimana, sono stati costretti a tornare indietro, intasando l'unica via d'uscita, in qualche caso causando anche incidenti. Traffico bloccato poi ha reso impossibile anche l'intervento degli spazzaneve. Il risultato: automobilisti costretti in auto per ore, in alcuni casi rischiando anche problemi di salute per il brusco abbassamento delle temperature, e forze dell'ordine costrette agli straordinari. Anche stamattina Forestale e Fiamme Gialle hanno cercato di limitare gli accessi a bassa quota e a disincentivare gli avventori della domenica. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo per raccontarvi un intervento fai da te per proteggere un ristorante lungo la costa, e poi Punto Agata, un'iniziativa dedicata appunto alla patrona di Catania. Tra poco. Abbiamo visto bene i danni che può provocare una mareggiata, ma a Eraclea Minoa nell'Agrigentino un ristoratore ha pensato di provvedere da solo, realizzando un vero e proprio abuso sulla spiaggia. Sentiamo Davide Sardo. La mareggiata non ha solo eroso la spiaggia, ma ha portato alla luce un presunto intervento abusivo sull'arenile di Eraclea Minoa nell'Agrigentino. Un privato, proprietario di un ristorante sul demanio marittimo, avrebbe realizzato una barriera di massi per difendere la struttura dalla forza del mare, tentando poi di occultarla coprendola con uno strato di sabbia. A segnalare il caso è stata l'associazione ambientalista Mare Amico. Dopo l'allarme è scattato il sopralluogo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e dei Carabinieri, che hanno documentato l'opera realizzata in piena area demaniale durante l'ultima ondata di maltempo che ha colpito le coste agrigentine. Il titolare del ristorante avrebbe giustificato l'intervento facendo riferimento ad una recente circolare dell'assessorato regionale al territorio che prevede misure eccezionali a tutela delle coste. Ora la posizione del privato è al vaglio delle autorità competenti, che dovranno verificare la legittimità dell'intervento e l'eventuale violazione delle norme sul demanio marittimo. L'area resta sotto osservazione mentre si attendono gli atti ufficiali. Intanto ambientalisti e residenti chiedono controlli più rigorosi lungo tutta la costa, spesso esposta non solo alla forza del mare, ma anche a interventi non autorizzati. Un nuovo racconto di Sant'Agata prende forma con Punto Agata, il talk di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, un dialogo in stile podcast in scena al Gatto Blu il 3 febbraio. Eva Spampinato.
Ci avviciniamo alla festa di Sant'Agata e quest'anno Antenda Sicilia, Telecolor e il sito Sicilia Web scelgono di raccontarla con uno sguardo nuovo, capace di parlare ai giovani ma non solo. Un progetto del social team che nasce da una riflessione profonda sui valori della Santa Patrona di Catania, figura che va oltre il simbolo religioso e si fa sorprendentemente contemporanea. Da qui nasce Punto Agata, un talk di 3 ore a teatro sul palcoscenico del Gatto Blu. 10 ospiti con la formula del podcast dal vivo si alterneranno parlando delle proprie storie con Giovanni Sant'Angelo, accompagnato da Giulia Tipo, per raccontare il loro punto fermo, ciò che li ha guidati lungo il percorso verso l'affermazione. Un confronto che attraversa mondi diversi, dal marketing al business, dalla musica alla fama sui social, per un parterre di ospiti giovani e di successo che esploreranno l'importanza di avere dei punti fermi, come il messaggio di coerenza lasciato da Sant'Agata. L'appuntamento è per il 3 febbraio alle 17 al Gatto Blu. I posti sono limitati, sulle nostre pagine social potrete trovare il link per prenotare i biglietti. Tariffe e taxi a 10 euro a Catania durante le festività agatine. Il Comune ha concordato con le rappresentanze dei tassisti una tariffa agevolata fino al prossimo 12 febbraio e si applica sui percorsi da qualsiasi zona del Comune di Catania verso il centro storico dalle 10 alle 20 fino a un massimo di 4 passeggeri. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per commentare la sconfitta di Potenza col Sorrento. È un Catania che rende sempre meno in trasferta. Tra poco. Siamo al calcio. Dopo la sconfitta di Potenza, il Catania si interroga sul calo in trasferta. Sentiamo Marco Carli. La terza sconfitta stagionale, il 3-1 subito a Potenza dal Sorrento, fa riemergere in casa Catania il deficit di rendimento fra le gare interne e quelle lontano dal Massimino. 12 partite giocate e solo 4 vittorie, 14 gol fatti e 14 subiti. Il rendimento esterno etneo non è all'altezza di una squadra che deve vincere il campionato. La dobbiamo invertire in tutti i modi, da qui alla fine del campionato, se vogliamo rimanere attaccato al primo posto. Il tema della partita non è solo questo, perché il Catania parte forte in tutti i sensi. Il suo attaccante segna su assist del solito imprendibile Lunetta, sembra tutto in discesa, invece il motore si inceppa e poi si ferma. A destra il Catania subisce il 2008 Esposito e Crecco. Carnielutti e Raimo vanno in affanno, il centrocampo non regge, davanti non si crea più nulla. Il Sorrento incredibilmente diventa padrone. Prima segna il pari con Sabatani, solo in area, e poi raddoppia con Crecco. Anche le scelte iniziali fanno discutere. Per quanto riguarda Carnielutti, Mario non aveva i 90 minuti, Pieraccini c'aveva il tutore, quindi lo limitava. Allegretto è adattato in quel ruolo, l'unico giocatore che poteva essere pronto a ricoprire quel ruolo era Carnielutti. Si poteva fare meglio, ma non solo da quella parte, anche in mezzo al campo, anche davanti. L'altro dato è la reazione totalmente assente nonostante le 2 punte di peso, più Bruzzaniti e D'Ausilio. Il Sorrento addirittura triplica e il Catania riflette. Ha sempre saputo rialzarsi, ma, come dice Toscano, di errori adesso non bisogna commetterne più. In campo oggi pomeriggio le altre siciliane di Serie C, Trapani e Siracusa. Sergio Colosi. Trapani in campo oggi al Provinciale contro l'Altamura per proseguire la striscia di vittorie, 3 in 4 giornate e allontanarsi dalla bassa classifica. È uno scontro, diciamo, tra virgolette salvezza, perché comunque c'è qualche punto più di noi, una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore preparato e competente, che hanno cambiato pochissimo, ecco, rispetto a quella che era la rosa di partenza, con giocatori esperti in avanti come Curcio, Rosafio, un po' giovani, ecco, perché hanno per gran parte del campionato fatto minutaggio e quindi giovani interessanti. Nella formazione granata rientra Marcolini, infortunati Ciuferri e Vasquez, 4 successi in trasferta dei pugliesi senza lo squalificato Silletti. Gioca in casa anche il Siracusa, al De Simone contro il Crotone. La squadra di Turati è chiamata ad interrompere la serie negativa. Sicuramente il Crotone è una squadra molto propositiva, una squadra che vuole giocare a calcio divertendosi, ha chiaramente calciatori molto forti per questa categoria, quindi per noi sarà sicuramente una bella partita. Ci siamo preparati per affrontarli bene. Dal mio punto di vista
abbiamo l'opportunità di riproporre quello di buono che abbiamo fatto all'andata. 22 gli azzurri convocati, pesa l'assenza di Valente. E continua la serie positiva del Palermo. Marco Gullan. La vittoria di Bari ha permesso al Palermo di rosicchiare 2 punti al Frosinone e rimanere comunque in scia a Venezia, nuova capolista del campionato dopo la vittoria di ieri con la Caranese. Al San Nicola i rosanero hanno fornito una prova di forza, ma per provare a rientrare in zona promozione diretta occorre non abbassare la guardia e continuare a fare punti. Nota positiva della trasferta pugliese anche il ritorno al gol di Jérémy Ledouaron. Belle victoire, un match sérieux. Avec 3 buts et 0 but encaissé, donc un clean sheet, ça fait toujours plaisir pour la défense. Et offensivement, on a réussi à marquer nos occasions, donc très content de la victoire. Il Palermo ha il suo punto di forza nella difesa, la migliore del torneo, porta inviolata da 3 gare. Inoltre i rosanero nelle ultime 10 partite hanno subito solamente 5 gol, un dato che certifica l'ottimo stato di salute dei siciliani che sabato al Barbera affronteranno l'Empoli. Mercato, ultime ore per la definizione di Dennis Jonsen della Cremonese. Osti proverà l'assalto decisivo prima del fotofinish. Con la Sampdoria potrebbe andare in porto anche lo scambio di Achité De Paoli. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e a tutti una buona domenica.